penetrante la loro azione nel nostro organismo, vanno direttamente negli alveoli, poi dagli alveoli vengono distribuiti in tutti gli organi, creandoci problemi di tipo degenerativo, ma anche dei problemi oncologici. Avanti, andiamo. Quello che, ritorno un pochettino adesso indietro, quello che è importante, vi faccio vedere almeno questo come dato, e non solamente la patologia neoplastica che ci deve spaventare, ma date bene, questo è un lavoro della Società Americana di Cardiologia che ben mette in evidenza quali sono gli impatti del particolato PM2,5 sulla patologie cardiovascolari, cerebrovascolari e vascolari in generale. E questo è estremamente importante perché per questo è un lavoro, guardate bene, del 2010, che è uno statement, non è un lavoro di ricerca, è semplicemente una valutazione di tutti i lavori presenti in letteratura e la società appunto scientifica, in base a tutti questi lavori, prende una posizione. Guardate bene, voi dite, ma perché queste cose? Che ricaduta può avere? La ricaduta di questo statement della Società Americana di Cardiologia è stata quella di impedire, per esempio, la fabbricazione di circa 7 impianti a carbone nel Texas e tutto quello che in America viene chiamato class action, che è la partecipazione attiva dei cittadini, basandosi su questi dati scientifici di una società appunto scientifica come la Società di Cardiologia Americana, basandosi su questi dati hanno impedito che venissero fatti questi 7 termocentrali a carbone. Quindi sono dati sicuramente importanti conoscere. Avanti. E ritorniamo al nostro discorso. Abbiamo visto quanto noi paghiamo in termini, poi lo vedremo nello specifico in termini di salute, anche quanto la Sara ci fa pagare in termini di salute. Però quello che è interessante è vedere un altro meccanismo, che è quello del prezzo. Cioè, questi dicono, riusciamo ad abbattere il prezzo del 30%, però guardate bene, in Sardegna normalmente, questo è un rapporto che può essere alterato, nell'ultimo report praticamente del gestore del mercato dell'energia, siamo arrivati in Sardegna a pagare il megawattora 100 euro, mentre nella penisola italiana si pagava 60 euro, 40 o 50, quindi il doppio. E vediamo un pochettino com'è possibile, ritorno indietro, com'è possibile come dire, in una situazione di mercato dove ci dovrebbe essere, come abbiamo visto, un meccanismo di domanda e offerta, per cui se noi fossimo carenti di energia potremmo anche capire la possibilità di dover pagare l'energia di più. Ma invece qui l'assurdità è che in un mercato, in un'economia di mercato come questa, ma vi ho dato l'invocata all'inizio sul GPL, là quelle società avevano creato un cartello e decidevano loro il prezzo, non era il mercato. Quello si chiama appunto una posizione di monopolio o di oligopolio per cercare di fregare i cittadini. E dal punto di vista dell'energia ancora l'autority non si è mossa solo per il GPL, non si è mossa invece per l'energia, perché come vedete noi la paghiamo di più pur esportandola avanti. Ma se andiamo a vedere, questo è un grafico che riporta le varie aree del costo energetico. Questo è il nord, il centro, centro-sud dell'Italia, qui la Sicilia e qui è la Sardegna. Come vedete già anche il gestore del mercato dell'energia, o meglio l'acquirente unico che si rivolge qui al gestore del mercato dell'energia, bene evidenzia che esistono oltre queste varie aree dell'Italia 2 aree separate che sono la Sicilia e la Sardegna. Ma la cosa più interessante è vedere che chi sta in cima, chi è che vince in questa gara di chi è più fesso? I sardi, come vedete, che vanno a pagare l'energia nel mercato infragiornaliero, come vedete, molto ma molto di più. Avanti.
E questo sono dati più recenti, sono del 23 dicembre, per cercare di confondere le idee. Il gestore del mercato dell'energia ci ha messo insieme alla Sicilia in modo da non poter capire chi è che è, però se poi andiamo a vedere i dati li scorporiamo, siamo sempre noi quelli che rappresentano la linea più alta di costo dell'energia. Avanti. Ma perché? Vi ribadisco il concetto. In Italia praticamente alle fonti rinnovabili vanno dati 1.758.000.000, a quella furbata delle assimilate, come vedete, vengono date la bellezza di 4.361.000.000. Chi è il beneficiario di questo grosso regalo in termini di incentivo? La Saras, qui da noi. Quando infatti qualcuno dice sempre abbiamo fatto un po' di calcoli, ci sono due, perché è quasi impossibile riuscire a capire quanto realmente prende la Saras l'anno di incentivo. Chi dice 500 milioni, chi dice anche 1 miliardo, però a prescindere poi dalla quantità, se voi andate a vedere il problema dell'agricoltura, no? Quasi sempre il politico di turno va in Giappone e dice dobbiamo promuovere la nostra agricoltura in Giappone, e poi ovviamente stimola gli agricoltori a confrontarsi sul mercato globale, no? Queste sono le parole che normalmente sentiamo. Ma badate bene, come farebbe a confrontarsi col mercato globale la Saras se gli mancassero gli incentivi? No? Allora il discorso è questo qua. Se questa classe politica vuole continuare a favorire questi predatori, perché non sono imprenditori, sono dei predatori, ce lo devono spiegare ogni giorno. Però è chiaro che ormai la gente si sta rendendo conto, partecipa, per cui la carta di Arus, ma anche quella di Albor, mette in evidenza che cosa? La necessità dell'informazione nei confronti dei cittadini, ma anche la necessità della nostra partecipazione attiva nei momenti decisionali. E questo momento non ce lo dobbiamo assolutamente far strappare. Avanti. Ora, guardate bene, questo discorso del CIP6 che determina l'aumento del prezzo, mica l'ha detto un povero medico di provincia come posso essere io, l'ha detto addirittura Catricalà, che facendo un'audizione praticamente appunto nel 2009 spiega che le assimilate, le cosiddette CIP6, determinano quella che è una distorsione alla concorrenza. Guardate bene, cioè Catricalà, che adesso era quasi il vice di Monti, anzi era il vice di Monti, diceva nel 2009 la verità, e quindi non ce lo stiamo inventando noi. Avanti. Ma guardate bene quali sono anche le altre. Abbiamo visto le possibili distruzioni che questo modello nuovo di fracking, di trivellazioni, di biomassa, eccetera, eccetera, può determinare. Ma voi pensate che noi ne abbiamo così bisogno? Guardate un pochettino questa mappa dell'Italia. Questo è uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità, lo studio Sentieri, che mette in evidenza una cosa particolare. Queste aree, che sono chiamate SIN, siti di interesse nazionale per bonifica, non è che siano delle zone dove bisogna valutare se c'è l'inquinamento o no. Esistono già dei decreti legge che li delimitano, ma la cosa più importante è vedere che in Sardegna abbiamo 445.000 ettari, la bellezza di un sesto della nostra isola, che sono iscritti in questi siti di interesse nazionale, e stiamo escludendo quelli di interesse regionale, cioè Perdas de Vogu, Tossilo, Ottana, eccetera, eccetera. Cioè stiamo considerando semplicemente
l'area di Porto Torres e badate bene, queste sono parole dell'Istituto Superiore di Sanità, dice che non è difficile ricondurre alle raffinerie di Porto Torres e di Gela, alle miniere del Succes e di Iglesiente, alla chimica di Porto Marghera, l'aumento di mortalità per tumori di polmone e di malattie respiratorie anche non tumorali. Avanti. Quindi, come vedete, non è che noi dobbiamo difendere un'isola, come dire, integra, dobbiamo fare in modo che questo scempio non continui. E voi, come vedete, siete ben allineati in questa situazione. Qui ci sono i comuni che aderiscono, cioè che addirittura sono inseriti all'interno del SIN, del Sulcis Iglesiente. Come vedete bene si va verso San Rocco e quindi riportiamo il discorso della Saras avanti. E quello che è importante vedere come questi sono gli abitanti del SIN, qui appunto del Sulcis Iglesiente, per gli uomini e le donne è presente un eccesso di mortalità per le malattie dell'apparato respiratorio, del tumore della pleura, ma quello che è più importante è valutare anche questa mortalità per le condizioni morbose perinatali. In realtà i nostri bambini in qualche modo hanno delle chance minori rispetto ad altri bambini di portare avanti la loro vita. Quindi si può morire a questo punto di sviluppo SARAS, visto che allora, guardate bene, questo è un dato interessante del lavoro di Vigeli, che era stato commissionato dalla regione, che metteva in evidenza una cosa che sicuramente vi lascerà straniti. Perché? Perché qui abbiamo appunto un tasso di mortalità standardizzato per età per 1000 abitanti per anno di 84,4 in Sardegna rispetto all'80,8 in Italia. Cosa vuol dire? Che noi maschietti in Sardegna moriamo prima dei maschietti della penisola italiana. Ok? Quindi questo è già un qualcosa che deve sfattare, perché se è vero che esistono in Sardegna delle aree di altissimo pregio ambientale dove gli abitanti possono aspirare ad arrivare ai famosi 100 anni eccetera, però badate bene che in Italia un italiano su 10 vive in un sito di interesse nazionale. In Sardegna, con quelle 400 e passa migliaia di persone, un sardo su 3 vive praticamente in un sito di interesse nazionale, per cui abbiamo già una compromissione del nostro stato di salute ben evidente. Avanti. E qui vediamo appunto la mortalità per patologia neoplastica nei comuni intorno all'area di San Roque. Come vedete vado direttamente ai totali, questi sono gli attesi, questi sono gli osservati, gli attesi, gli osservati, cioè quando si dice attesi sono quelli che secondo le incidenze presenti in altre sedi tu ti attendi di trovare quel tot numero di tumori, e qui ne troviamo molti di più, come vedete. Quindi si può morire di sviluppo SARAS? Si stiamo già morendo di sviluppo SARAS, se questa è una domanda, una risposta alla domanda che ci siamo fatti prima. Avanti. Qui vediamo la prevalenza, che la fotografia istantanea nel momento, e sempre vediamo appunto sempre la patologia neoplastica. Qui non è una mortalità, ma chi è affetto da patologia neoplastica, e vediamo gli attesi e gli osservati, gli attesi, gli osservati, gli attesi, gli osservati, gli attesi e gli osservati, e come vedete questo vale non solo nel sesso maschile, quindi non è solo per chi lavora dentro la fabbrica, ma specialmente per le donne che stanno a casa, hanno lo stesso impatto. Avanti. E questo è un altro dato, e poi finiamo, che non vi voglio spaventare, però in qualche modo è importante che voi abbiate questo shock in qualche modo, perché è una situazione paradossale. Abbiamo visto che paghiamo di più l'energia, ma paghiamo di più quelle che sono le condizioni che ci fanno ammalare. Cioè siamo arrivati alla follia totale in cui praticamente paghiamo per ammalarci, che è una delle situazioni più paradossali. Qui vedete il golfo ex degli angeli, lo possiamo chiamare così perché a questo punto con questi dati di angelico c'è poco,
vedete per quanto riguarda i tumori del sistema linfopoietico di questa zona, dell'ASL numero 8. Questi sono dati che adesso si stanno tirando fuori, ma sono rimasti nel cassetto dal 2008. E quello che è interessante vedere è che sugli attesi, che erano 637.000, abbiamo invece 879 di osservati, quindi 242 casi in più rispetto a quello che è la stessa incidenza nella penisola italiana, per cui è chiaro che ci ritroviamo in una situazione particolarmente pesante. E qui finiamo. Questo è uno studio dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che ha studiato 2000 impianti industriali per capire qual è l'impatto sanitario di questi impianti industriali, e hanno notato che 191 impianti industriali determinavano il 50% dei costi sanitari in Europa. E voi direte, ma in Europa noi non c'entriamo? No. Come vedete, al 69esimo posto di questi 191 c'è la Saras, stranamente, ok? E quindi questa è l'Europa che già riconosce questo ruolo impattante di questa società. Ma poi abbiamo all'87esimo posto, e noi nel nord-ovest non ci facciamo mancare niente, il Fiume Santo, e poi la produzione, la centrale di produzione del Sulcis, grazie dell'Eda Carbone. Vi ringrazio per l'attenzione. Volevo sapere che effetti avevano le nanoparticelle per quanto riguardano le malattie neurodegenerative, per cui il miocardiale è estremamente famoso, e se è possibile, una volta che magari ce l'abbiamo dentro, chelarli in qualche modo. Allora, sicuramente è una domanda molto interessante. Infatti ho parlato non solo di malattie neoplastiche, ma anche di malattie cardiovascolari, in qualche modo sono delle patologie infiammatorie, come peraltro lo sono anche queste malattie neurodegenerative, la SLA, la sclerosi a placche, che in Sardegna è molto diffusa. Quello che è sicuramente importante è che le nanoparticelle che vengono prese in considerazione non sono solo quelle di tipo chimico, ma sono quelle relative alla presenza di metalli: cadmio, piombo, nickel, vanadio. Non vi sto a fare l'analisi delle emissioni della Saras, appunto del vanadio e di tutta una serie di metalli presenti in quelle emissioni. Sicuramente queste determinano dei microinclusi in alcuni tessuti, creando dei processi di infiammazione cronica che poi vengono in qualche modo visti dal nostro sistema immunitario in maniera anomala, così che questi tessuti e questi organi vengono quasi non considerati più propri, non più safe praticamente, quindi si scatena il nostro sistema immunitario contro il nostro tessuto, e in questo caso i tessuti di tipo cerebrale. Per cui i meccanismi sono abbastanza noti, sono abbastanza conosciuti. A Carloforte abbiamo fatto l'esempio non solo delle patologie neurodegenerative, ma anche del fatto che l'esposizione al piombo nei bambini determina poi da grandi una riduzione dello sviluppo di quelle che sono le aree prefrontali, cioè quelle che poi sono legate alle funzioni superiori del nostro cervello. Purtroppo gli studi mettono in evidenza che questa esposizione determina questa riduzione. È chiaro che i nostri fratelli del Sulcis in qualche modo hanno subito molti traumi da questo punto di vista, e anche buona parte delle patologie neurodegenerative in parte sono legate. Qui vicino siamo passati vicino a San Gavino, abbiamo visto i fanghi rossi ancora esposti in bella vista, come se fossero allora pensate che cosa c'è là dentro, e per cui non mi sorprende che ci possano essere situazioni di questo genere. Questo per quanto riguarda i sistemi, diciamo, di produzione. Badate bene però che a Serramanna voi siete stati anche oggetto di altri meccanismi di inquinamento
che non sono legati ad attività produttive ma a attività illegali. Sapete bene che i dirigenti della Saras, che sono stati della Saras, scusate, in questo caso sono della Portovesme SRL, quelli della Saras portano il Codanzo praticamente, nel Sulcis è un altro discorso. Comunque, questi della Portovesme SRL sono stati condannati in prima e in seconda istanza con patteggiamento per il colti sul fatto, mentre nel vostro bellissimo territorio sversavano dei rifiuti tossici della Portovesme SRL, per cui bisogna considerare anche questo tipo di inquinamento relativo alle attività illegali. Grazie. Però sapere l'inquinamento delle centrali a biomasse, perché noi a Salamanna abbiamo una, ma ho sentito che a breve stanno per costruirne un'altra a San Luigi, dovrebbero iniziare i lavori per poco, molto più grossa di questa che c'è già qui. Allora, se nell'immaginario collettivo la combustione da biomasse evoca delle emissioni pulite, non è così, per due motivi. Prima di tutto, nella scala dei valori dell'inquinamento da emissioni dobbiamo considerare che ciò che è solido crea più inquinamento rispetto a quello che è un combustibile liquido e a un combustibile gassoso. Per cui le biomasse, se stiamo parlando di biomasse e non di biogas, determina un inquinamento molto molto alto. L'ho fatto vedere ieri per Assemini, il discorso delle biomasse, perché ad Assemini, sì, a Macchiaredo praticamente si sta progettando il più grosso inceneritore a biomasse del mondo, 56 megawatt praticamente, perché in queste cose il gigantismo è una delle malattie della nostra classe dirigente, cioè se non creiamo la schifezza più grande d'Europa o del mondo non siamo contenti. Ora, a fronte di questo abbiamo anche tutta una serie di inceneritori a biomasse che ormai spuntano. Adesso che cercavamo il bivio per Serramanno, ho detto, vuoi vedere che adesso troviamo un inceneritore a biomasse, perché ormai li troviamo dietro gli angoli, ai semafori, eccetera. La Sardegna appunto sta subendo, vi stavo dicendo, una aggressione straordinaria in questo momento, e la scelta di usare il termine biomassa nell'ambito, il termine, o meglio, le centrali a biomassa invece che il fotovoltaico o altri tipi di fonti rinnovabili vere, è legato a un fatto che in Italia la biomassa è una fonte ambigua rinnovabile, un po' come le assimilate. Cosa vuol dire? Che praticamente in Italia la legislazione praticamente e i nostri legislatori sono riusciti a definire di origine vegetale anche i copertoni, praticamente le plastiche, con un meccanismo appunto di sovrapposizione tra quello che è appunto la combustione delle biomasse. Oggi ho postato proprio nella mia pagina Facebook che cosa? Un allarme che nasce, cioè gli inceneritori a biomasse che si stanno progettando da tutte le parti non possono avere, proprio per un termine perché la termodinamica non è un'opinione, cioè bisogna mettere dentro le caldaie delle biomasse, non c'è più biomassa disponibile per bruciare dentro le caldaie di questi inceneritori. È chiaro che il problema più importante, proprio perché siamo in Italia dove la malavita organizzata e anche l'ecomafia ha un suo ruolo importante nel determinare le scelte politiche, è chiaro che le biomasse più facilmente ritrovabili sul mercato sono le ecoballe del napoletano, ma dico anche i rifiuti in generale. A questo punto invito i presenti e anche
i membri dei vari comitati a ritrovarci domani a Macomer alle 14, dove presenteremo appunto una legge di iniziativa popolare rifiuti zero. E quindi questo perché? Perché il rifiuto è l'emblema di questa società del consumo che si sta consumando o si sta autoconsumando in qualche modo. Per cui riuscire a capire che tutto ciò che noi abbiamo usato può essere riutilizzato, può essere riusato, per cui sono materiali post-utilizzo e post-uso che non devono essere portati dentro una caldaia. Perché? Perché là dentro c'è un'energia che è superiore a quella che noi riusciremo a produrre portandoli a combustione, perché come sapete esiste la legge dell'entropia, per cui noi perderemo di quel 100 di energia contenuta in quel materiale circa il 70%, cioè nelle rese massime sono del 30-35%, per cui dobbiamo cambiare mentalità. Per ragioni di tempo non vi ho narrato quella che può essere una nuova progettualità di transizione che però sicuramente ce l'introdurrà poi il dottor Casù.